mi fa molto piacere, lo facciamo subito appena finite le Paralimpiadi. Ringrazio il Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale per questa attenzione. È giusto che la comunità regionale insieme a quella sportiva li premi. Ricordo che 7 di questi tra ragazzi e ragazze il 23 saranno da Mattarella, dove vengono premiati e medagliati ai famosi anche quarti posti, cioè la medaglia di legno come si dice. Quindi un orgoglio di rappresentare questo mondo importante di giovani con grandi talenti e soprattutto con grande attenzione dell'intera comunità, dei sindaci, della regione, delle mie società, delle istituzioni che dopo ci aiuteranno a premiare. Questo è un bel segno di unità che io credo dovrebbe servire tanti. Io vi domando qual è, il ricordo più bello, oltre chiaramente alla vittoria, magari di tutta l'avventura che avete vissuto, che vi portate dietro a oggi. Forse questo piccolo momento alla mensa dopo, la gara a squadre dove siamo andati a mangiare perché non ne potevamo più e lì abbiamo parlato un po' della gara a mente ancora calda ma fredda, non lo so, così e ci siamo dette: "Mara, ma è vero che siamo campionesse olimpiche?" E lei mi diceva: "Sì, sì, certo, lo siamo." È stato forse il momento più bello. Ma sicuramente appena finita la gara avere mio figlio con me, non più in braccio perché ormai è troppo pesante, perché è grande, secondo me è tanto. Avevo mia mamma sugli spalti, mio marito vicino a mio figlio, e Samuele vicino a me. È una medaglia che è diversa da quelle della scherma, quindi riuscire a fare questo e quello è stato veramente emozionante.